Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora mi viene da dire, scusate, ma la sinistra salvi almeno la faccia, salvi almeno un minimo di dignità, preservi almeno un minimo di senso del ridicolo. Eh sì, perché la sinistra che fa polemica col governo per l'ennesima purtroppo devastante alluvione avvenuta in Emilia-Romagna supera qualunque paletto minimo di dignità, onestà intellettuale, senso del ridicolo. Ora, la premessa ben più di rito, di sostanza, è che è più che sgradevole qualunque polemica politica che imperversi mentre ci sono persone col fango fino alle ginocchia che scavano tra quel che resta delle loro case, alcune che le hanno viste inondate e distrutte per la terza volta, persone che molte delle quali non hanno davanti alcuna prospettiva chiara sul futuro. È fastidiosa qualunque polemica politica attecchisca mentre ci sono tragedie esistenziali vere in corso. Ciò detto, visto che la polemica politica è attecchita, bisogna un attimo però esercitare la memoria e la capacità di distinzione anche. L'Emilia-Romagna è una regione che da quando esistono le regioni è ininterrottamente stata governata dalla filiera del PC, PDS, DS, PD, insomma, dalla sinistra comunista e post-comunista. Tra l'altro i post-comunisti hanno governato peggio dei comunisti, che avevano tanti difetti, ma tendenzialmente erano più capaci dei loro eredi woke politicamente corretti. Colui che era presidente dell'Emilia fino a poco tempo fa, l'attuale europarlamentare Stefano Bonaccini, se vogliamo entrare nel dettaglio concreto, perché queste sono tragedie concrete, in 7 anni di governo ha realizzato solo 12 delle 23 casse d'espansione, le famose vasche di laminazione, previste per i corsi d'acqua dell'Emilia Romagna. Sono quelle famose vasche che permettono appunto ai fiumi di defluire, di sfogarsi, che permettono di contenerli senza che travolgano tutto quello che trovano sul loro corso. Ne ha realizzate solo la metà. Perché? Perché c'era una tassa ideologica da pagare alla sinistra ecologista, eco-talebana, radical chic innamorata della versione apocalittica dell'ambientalismo e del culto parareligioso della tragedia climatica, e quindi per cui gli argini, gli interventi umani non si possono fare. In Veneto sono state fatte tutte le vasche di laminazione che erano previste. Quando accade un'alluvione in Veneto non accadono scenari del genere. I danni a abitazioni, beni materiali, persone sono molto più contenuti. Quindi non è vero che l'uomo non ha nessun potere di fronte alla tragedia climatica ingombente. È vero che Luca Zaia ha governato meglio di Stefano Bonaccini, proprio oggettivamente. C'è poi molto attivo nella polemica, purtroppo, Michele De Pascale, il sindaco del PD di Ravenna, che come dire, aspira a essere il candidato anche alle eminenti regionali, che nelle ultime ore si è segnalato per la polemica contro il governo e il ministro Musumeci. Allora, a noi spiace ricordare che all'interno i vari fondi assegnati dai vari governi in questi anni, che come ha ricordato il ministro Musumeci sommati constano di circa 600 milioni, tra questi fondi c'era una quota, una somma diciamo assegnata subito, sbloccando più velocemente le procedure, andando in deroga rispetto alle tradizionali, una quota per le somme urgenze. Ecco, diciamo Ravenna questa quota delle somme urgenze ammontava a 780.000 euro e il comune ne ha impiegati solo 187.000. Quindi, come dire,
prima di esercitare l'arte della critica bisognerebbe esercitare quella dell'autocritica, anche perché c'è poi l'ordinanza 13 che ha assegnato al comune di Ravenna oltre 10 milioni per lavori urgenti di messa in sicurezza della rete viaria. Non risulta sia stato impiegato un centesimo. E poi c'è la contraddizione politica finale, per cui l'attuale segretaria del PD, Elly Schlein, è stata a lungo assessore vice della giunta Bonaccini, e tra le sue deleghe aveva quella al patto per il clima. Ora, qualunque cosa significhi questa supercazzola politicamente corretta, patto per il clima, è evidente che aveva una delega che riguardava questi temi, anzitutto questi temi. Ecco allora che tutta questa bella gente adesso, dopo purtroppo l'ennesima alluvione devastante nella loro terra, faccia polemica con il governo perché di centrodestra, supera davvero la soglia minima del ridicolo. Grazie a tutti, a lunedì.